Prima c'era no, ma già l'ho comunicato, il congedo dell'onorevole De Luca Cateno. Prego, onorevole Abbate, vi siete riuniti? Grazie Presidente. Come avevo annunciato precedentemente, visto che questo è un disegno di legge che non nasce da una penna o da una scrittura di un singolo deputato o dall'attività del sottoscritto, ma è un assemblaggio di norme che provengono da diversi deputati, cui è stato garantito di poter arrivare in aula, dove l'Aula decide su quello che è l'approvazione o la bocciatura di quei disegni di legge, come i provvedimenti che potevano essere inseriti nella finanziaria, dove sono stati stralciati per poter fare questo tipo di lavoro. Si è deciso in Commissione che non ci sono le condizioni di poter richiedere in Commissione il disegno di legge, quindi si può continuare a votare il disegno di legge e completare l'approvazione o la bocciatura dei singoli Abbate, articoli. anche perché va in linea con quello che era stato detto, ovvero che l'Assemblea dovesse comunque esprimersi favorevolmente, contraria, rispetto a ogni genere di norma, in funzione del fatto, tra l'altro, che è passata la norma sul 40% delle presenze di genere all'interno delle giunte. Sembrava come quasi una deviazione di un percorso, quindi sono ben contento, però lei me l'ha chiesto, noi l'abbiamo concesso, ora però dobbiamo votare, certo, perché noi ci dobbiamo esprimere, poi ogni cosa ognuno si assume la responsabilità del voto che ha. Ascolti, sull'articolo bisogna intervenire, onorevole, ma sull'ordine dei lavori cosa? Ok. Ma non è cambiato nulla, onorevole Giambone. In che senso? Siamo all'articolo 15. Scusate, state parlando su cosa? Io preferirei che noi completassimo l'iter di questo disegno di legge, anche in fretta, consegnassimo agli enti locali, ai comuni, ai siciliani questo disegno di legge e poi possiamo dibattere su quello che volete. Grazie. Siamo all'articolo 15, ci sono dei soppressivi, sono mantenuti o ritirati? Sull'ordine dei lavori realmente, non per agganciarci ad altro. Prego, onorevole Miccichè, perché se è su altro anche all'onorevole Giambona darò la parola. Fino a prova contraria tutto quello che facciamo riguarda realmente l'ordine dei lavori. E siccome sono stato in commissione, in prima commissione fino adesso, scusate, sono stato in prima commissione fino adesso, io vorrei che fosse una volta e per tutte chiaro che questo ostruzionismo che si tenta di fare sulla legge del 40% è soltanto una stupidità enorme, perché questa è una legge che non è del centro-sinistra, è una legge che è del Parlamento intero. In questa legge ci potete mettere pure le firme mie, della Roccarruvolo, della Caronia, della Nuccia Albano, di mezzo centrodestra. Per cui io vorrei che fosse finalmente chiaro che questa legge la vuole il Parlamento, non la vuole un partito piuttosto che un altro, la vogliono tutti e quindi vorrei che si votasse una volta e per tutte, in modo che questa legge diventi legge. Io voglio domani festeggiare con mia moglie che abbiamo fatto passare un diritto fondamentale che è quello del voto delle donne. Ma infatti noi stiamo andando in questa direzione, anzi accelerando rispetto a quello che è stato chiesto di fare. Andiamo all'articolo 15, ci sono soltanto soppressivi, pertanto si vota il mantenimento. Chi è favorevole resti seduto all'articolo 15, chi è contrario si alzi. È approvato l'articolo 15. Andiamo adesso all'articolo 16, essendoci soltanto Presidente Abbate, essendo il termine 90 giorni Dal 1 febbraio 25. dal 1 febbraio. Sì, dal 1 febbraio 25 siamo all'articolo 16.
Questa deve essere abrogata, questa norma. Benissimo. Questa ok. norma deve essere abrogata perché ormai è tardiva. Benissimo, siamo Ok. d'accordo. Era giusto però che glielo dicessimo perché non sappiamo quelle che erano le vostre intenzioni. Quindi mettiamo in votazione l'articolo 16. Chi è favorevole rimanga seduto. Dobbiamo bocciarlo. Sì, esattamente. Siccome c'era un soppressivo, io stavo mettendo in votazione il soppressivo. Essendoci invece soltanto soppressivi, come ricorderete, si vota il mantenimento. Pertanto noi mettiamo in votazione il mantenimento dell'articolo 16. Chi è favorevole si alzi, chi è contrario rimango seduto. Non è approvato. Andiamo adesso all'articolo 17. Stessa cosa. Prego, onorevole Varrica. Allora, questo articolo è in discussione in Commissione quarta e 2 settimane fa, proprio lo stesso identico articolo, la stessa identica norma, 2 settimane fa l'ingegnere Santoro ha espresso parere contrario su questo testo. Sto citando il rendiconto dell'attività della quarta Commissione, poiché qualsiasi tratto di demanio idrico può generare canoni concessori e quindi il trasferimento comporterebbe inevitabilmente minori entrate per la Regione. Questo ha detto l'ingegnere Santoro, dando parere negativo 2 settimane fa su questa norma in Commissione quarta. La norma è la stessa, identica. Quindi io non capisco come noi poi oggi possiamo votare questa norma scritta in questa maniera. Aspetti, intanto parere del governo sull'articolo 17? Contrario, parere della va bene. Mettiamo ok. Votiamo noi il mantenimento col parere contrario, sostanzialmente immagino che andremo verso una bocciatura. Pertanto chi è favorevole all'articolo 17 si alzi, chi è contrario rimanga seduto. Non è approvato. Andiamo all'articolo 18. Ci sono soltanto no, non ci sono soltanto soppressivi. Ci sono molti soppressivi. Intanto chiedo all'onorevole Catanzaro e De Luca se sono mantenuti o ritirati. Prego, onorevole De Luca. Ma semplicemente capire cosa c'entrano i commissari delle IPAB con gli enti locali. Cioè, già questa io credo che sia sufficiente a definire il mio parere sulla norma. No, che c'entra? Parere contrario del governo, parere della commissione contrario. Allora mettiamo il 18.3 soppressivo dell'onorevole Catanzaro. In questo caso chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato l'emendamento soppressivo, pertanto l'articolo 18 è soppresso. Andiamo all'articolo 19. Ci sono solo soppressivi. Vuole intervenire? No. Vabbè, ma tanto non deve ritirare, si vota il mantenimento e basta. Non ho capito. Prego. Grazie Presidente. Allora, intendo precisare quali sono gli elementi oggetto di questa abrogazione di norma che tra l'altro è stato oggetto del parere unanime in prima commissione. Unanime e positivo, assolutamente sì. Questa rientra tra l'esigenza di porre rimedio a tutte quelle situazioni che noi abbiamo individuato
e ce ne sono state diverse in questa fase della legislatura, in cui nottetempo si inseriscono magari articoli senza avere la piena opportunità di andare ad approfondire quali sono le motivazioni e cosa potrebbero essere gli effetti delle norme che poi questo Parlamento va ad approvare. E nella finanziaria del 2025, proprio nell'articolo 61, questo Parlamento, con l'approvazione del maxi emendamento, ha introdotto una norma che è stata oggetto oggi di critica da parte di tantissimi amministratori degli enti locali, da parte dei revisori degli enti locali, da parte dell'ANCREL, che è l'associazione che rappresenta gli enti locali. In sostanza si è previsto in quella norma che, a differenza del percorso canonico sull'ingaggio dei revisori degli enti locali, che sappiamo tutti avviene per sorteggio, questa norma ha previsto che i comuni in stato di dissesto e piano di riequilibrio, per questi comuni si possa procedere di fatto a una sorta di proroga con delibera di giunta, qualcosa che sta assolutamente fuori da ogni criterio, da ogni norma, da ogni disciplina, che mette in discussione il rapporto di imparzialità dei nostri revisori degli enti locali in Sicilia, i quali ci chiedono, insieme agli amministratori degli enti locali, di riportare la norma a quello che è lo status quo, ovvero di abrogarla, affinché anche nei comuni che sono in stato di dissesto e piano di riequilibrio, nel momento in cui scade l'organo di revisione economico-finanziaria, questo si provveda a ricostituirlo per quello che la norma nazionale prevede, ovvero il sorteggio. Grazie. Adesso andiamo a mettere in votazione il mantenimento. Prego, onorevole Presidente Abbate. Guarda, Presidente, di questo articolo era stato presentato un emendamento che poi è stato messo fra gli aggiuntivi, che è importante, che lo dobbiamo inserire, perché in questo anno che è trascorso dall'approvazione di quella norma nella finanziaria 2025 ci sono stati dei provvedimenti da parte di alcune giunte che hanno prorogato il collegio del revisore dei conti. Quindi ci vuole una norma che dia, io ho presentato l'emendamento che è condiviso anche con il dottore Taormina, che entro 6 mesi dall'approvazione di questa norma, dall'abrogazione della norma, anche in quei comuni si deve passare al sorteggio e quindi alla nomina dei nuovi collegi del revisore dei conti. Se no rimane che nei prossimi 3 anni resteranno in vita illegittimamente revisori dei conti che sono stati nominati dalla Giunta e non nominati dal Consiglio Comunale. No, non è retroattiva, significa che quelli che sono stati rinnovati entro 6 mesi devono andare al rinnovo. Presidente, questo emendamento lo si può presentare negli ordinamentali che tratteremo nella sessione di marzo. Quindi, per utilizzare lo stesso criterio che abbiamo utilizzato per tutti gli altri, la invito a presentarlo negli ordinamentali. Rimaniamo nella condizione dove ci sono, secondo sottoscritto ma a giurisprudenza, collegi del revisore dei conti che sono stati prorogati, rinnovati contro la norma, e che ci sia contro la norma nazionale, che siano illegittimi, perché noi abbiamo una norma che da oggi deve andare col sorteggio. C'è stato per un anno che la Giunta ha rinnovato i collegi del revisore dei conti. Stiamo attenti, se poi il Parlamento è nella propria unità, non si può lasciare nelle condizioni i comuni che hanno rinnovato il collegio del revisore dei conti con un atto di Giunta, quando i revisori dei conti vengono a essere nominati dal Consiglio Comunale. Io capisco che ci può essere qualcuno che gli può fare piacere, qualcuno che può fare non piacere, ma un organo nominato dal Consiglio Comunale viene rinnovato dalla Giunta. È assurda una cosa del genere, è illegittima, e quindi possiamo sanare quell'approvazione col fatto che almeno nei prossimi 6 mesi deve essere rinnovata con la procedura normale, perché resterà per i 3 anni il collegio prorogato o quindi rinsediato con un atto di Giunta e non di Consiglio Comunale. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Primavera. Sì, grazie. Signor Presidente, facendo seguito all'intervento del collega Abbate e di chi ha preceduto il collega Abbate,
Io ritengo che se passasse questa abrogazione l'effetto sarebbe il venir meno della copertura normativa e pertanto in quei comuni cui fa riferimento lei, in cui si è adottata questa proroga, verrebbero a cessare gli organi automaticamente e si dovrebbe procedere al sorteggio così come previsto dalla norma precedente per l'elezione appunto del collegio dei revisori. Quindi l'effetto caducatorio, a mio parere, è ipso facto con l'approvazione di questa norma. Grazie, prego, onorevole Di Pasquale. Brevemente, solamente capisco la preoccupazione del Presidente della prima Commissione, però nel momento che il Sindaco fa una determina per la proroga dei revisori dei conti per 3 anni, noi oggi non possiamo fare una norma che li facciamo decadere dopo che è stata fatta la delibera. Quindi può avere un significato solamente dalla fine del periodo di nomina. Purtroppo è così, perché altrimenti se noi dovessimo andare verso questa direzione avremmo tutta una serie di contenziosi tra quelli che sono i nominati, che si vedono di fatto da una parte la delibera di proroga e quindi la nomina e dall'altra parte l'intervento dell'Assemblea che in corso d'opera interviene e gli fa decadere il mandato. Come no? Noi diciamo che devono essere... No, io sono per 3 anni. Non è legge, se loro lo fanno l'hanno fatto sulla base di una legge che noi oggi stiamo abrogando. Credetemi, non c'entra. Noi abbiamo fatto una norma che infatti stiamo abrogando. Però non possiamo inserire ulteriori elementi perché ci rendiamo deboli le determine dei sindaci davanti a quelli che sono i nominati che di fatto hanno maturato, hanno un diritto che lo andrebbero a difendere, ovvio. Lo ritengo non utile. Grazie. Allora mettiamo in votazione l'articolo 19. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Prima della votazione ci sono 217. 117.2 che affirma l'onorevole Safina. La correzione dell'emendamento 2.10. Lo trovate sui tablet. Vi do il tempo di poterlo guardare. È una correzione formale. Mettiamo in votazione il 117.2. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo al 117.3 che è dell'onorevole Saverino. È una correzione? È una correzione formale dell'emendamento 8.6. È un emendamento che corregge formalmente l'emendamento 8.7. Mettiamo in votazione l'emendamento 117.3. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Votiamo l'articolo 20. Mettiamo in votazione l'articolo 20. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. A questo punto possiamo dare il voto finale alla legge. Prego, onorevole Assensi. Aspetti, facciamo una cosa. Per dichiarazione di voto quanti sono gli interventi e di chi sono? Così riscrive. No. Allora, Assensi. De Luca. Un secondo. Primavera. Schillaci. Catanzaro. Ci sono altri interventi? Caronia. Safina.
Ripeto gli interventi: assenza De Luca, Antonio, Primavera, Schillaci, Catanzaro, Caronia, Safina. Ci sono altri interventi? No. Benissimo, prego onorevole Assenza. Pellegrino. Grazie Presidente. Presidente, mi faccia esprimere tutta la mia amarezza e oserei dire lo sconforto per quanto è avvenuto in questi giorni in aula sul testo che era stato definito come riforma degli enti locali e che si è ridotto solo ad una norma, sia pure importante. E mi faccio esprimere la mia solidarietà agli amministratori locali, all'ANCI, ai nostri sindaci, che avevano sollecitato in tutta una serie di interlocuzioni in commissione, in colloqui con i vari gruppi e quant'altro, l'accoglimento di quelle che erano delle norme sacrosante vigenti in tutta Italia, ma che in Sicilia continueranno a non essere applicate per la miopia di questa Assemblea regionale. Mi riferisco espressamente a tutte le norme in materia di permessi per la partecipazione ai consigli comunali, alle amministrazioni, alle retrocesse. Cioè noi abbiamo fatto una norma per penalizzare i nostri amministratori locali, a partire da quelle norme in materia di permessi, per continuare sulla norma del consigliere supplente che quest'Aula ha indegnamente bocciato, per arrivare al paradosso di impedire ai nostri sindaci di ricandidarsi per la terza volta e quant'altro. Non parliamo poi dell'assessore in più che non viene nemmeno posto in votazione perché era fra le norme aggiuntive. Questo è il servizio che questa Assemblea ha reso alle nostre amministrazioni locali. Gloriamocene, siamo soddisfatti perché finalmente passerà e mi arrogo il merito perché sia passata, per aver fatto l'appello a quest'Aula, accolto dall'Aula, di evitare il voto segreto e di approvarla all'unanimità, perché altrimenti in questo clima anche la norma sul 40% delle donne in giunta non sarebbe passata. Però abbiamo ridotto quella che era una norma caposaldo di questa legislatura in una norma spot. Siamo contenti, siamo soddisfatti, abbiamo ottenuto questo risultato, ma mi permetta di rinnovare i miei sentimenti di sconforto e di chiedere veramente scusa ai nostri amministratori locali che diuturnamente affrontano problemi immani e che sono stati trattati da quest'Aula con assoluto disprezzo e disinteresse. Grazie Presidente. Grazie onorevole Assenza. Mi associo anche a molte delle sue parole. Oggi però comunque l'Assemblea si è determinata, finalmente ha votato una norma e poi chi ritornerà nei territori risponderà rispetto all'azione che ha voluto intraprendere all'interno di quest'Aula. L'impegno era che quest'Aula si esprimesse e oggi, con delle norme che secondo me erano assolutamente meritorie, si è espressa. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca Antonio. Grazie Presidente, Governo, ai tanti amici che ci seguono in presenza dall'Aula ma anche da casa. Vede Presidente, io credo che oggi l'Aula abbia semplicemente fatto il suo dovere. Innanzitutto ha dato una prova di serietà perché qualcuno ha cercato di trasformare questo Parlamento in un cortile dove quando le cose non vanno come dice lui prende la palla e se la porta a casa. Qui invece non stavamo giocando a pallone tra ragazzini, ma stavamo discutendo di alcune norme che da 2 anni ballano e fanno la spola tra la prima commissione e l'Aula. Tra queste norme ce n'erano alcune buone, che sono state riconosciute tali da un voto positivo dell'Assemblea, come la norma che finalmente traghetta
la Sicilia verso una forma di civiltà, consentendo all'interno delle giunte una garanzia per la presenza del genere femminile. Io credo che quest'Aula dovrebbe dire, anziché ancora tergiversare sulle norme che c'erano, che non hanno avuto l'approvazione, dovrebbe dire era ora, ci siamo arrivati, finalmente, dopo una vita, anziché utilizzarla, come è stato fatto in queste settimane, come un contraccambio, dicendo se chiedete il voto segreto su quella, allora noi facciamo saltare questa. Perché vedete, io credo che approvare una norma simile non sia una vittoria per nessuno, perché già è arrivata tardi, ma approvarla in un clima simile io credo che abbia ridicolizzato anche chi ha proposto simili formule, svilendo il ruolo del Parlamento, che legittimamente boccia le norme che non hanno un consenso a maggioranza, perché fino a prova contraria le opposizioni non contano su 34 su 40 voti, voto segreto o non voto segreto, non siamo 40 e questo non c'è dubbio, e decide di eliminare dal testo, come abbiamo fatto, delle norme che non hanno né capo né coda, o di bocciarne alcune che oggettivamente, ricordo a me stesso quella della fascia del Presidente del Consiglio Comunale, che per carità possono avere anche un senso formale, però oggettivamente non credo che dovrebbero impegnare un Parlamento. E allora vede, Presidente, la Commissione di competenza ha il dovere di filtrare, raccogliere le istanze e vota. Poi c'è la Commissione bilancio che ti dà una copertura finanziaria se serve o ti dà un parere quando non serve, infine c'è l'Aula. Se l'Aula dovesse semplicemente ratificare ciò che ha deciso sulla Commissione, non avrebbe senso di esistere. Sarebbero 6-7 parlamentini, ciascuno per la propria competenza, ed è finita. Mentre qua non si è fatto altro che votare, ragionare norma su norma. Se alcune norme non sono state bocciate perché la maggioranza di questo Parlamento non le riteneva approvabili. Quello che è rimasto è ciò che questo Parlamento ha ritenuto votabile, approvabile, e io oggettivamente sono orgoglioso di avere finalmente approvato questa norma che vede l'obbligo nelle giunte di prevedere il 40% di presenza femminile, finalmente, e sono orgoglioso di avere approvato la norma sul tagliando antifrode che prevede un ulteriore meccanismo di garanzia della legalità all'interno delle operazioni di voto. C'è qualche altra norma che è stata approvata, obiettivamente mi sarei risparmiato all'indomani del ciclone che ha devastato la Sicilia e della frana che si sta portando via mezzani scemi di occuparmi delle indennità degli amministratori. Per carità, argomento legittimo e sacrosanto, probabilmente il momento richiedeva altro, dopodiché, lo ripeto, al di là delle contraddistinte posizioni che naturalmente vengono rappresentate nei voti d'Aula, se la pensassimo tutti uguali, tutti alla stessa maniera, sarebbe un Parlamento monocolore e così non è. Io credo che si sia fatto un buon lavoro di filtro, per cui il Movimento 5 Stelle già sin d'ora garantisce un voto favorevole all'unanimità del gruppo, palese, come dice bene il collega e assessore Turano. Spiace non aver avuto il contributo del Presidente Schifani durante questi lavori o di un assessore delegato agli enti locali, e questo dispiace perché il contributo di queste figure e di questi ruoli sarebbe stato importante per discutere e analizzare, ascoltando anche il parere competente, di chi era deputato a darlo, ma ha scelto di non partecipare e di non nominare, di non conferire a nessuno, a distanza di così tanto tempo e in vista della discussione di un disegno di legge così importante, di nominare alcuno per le deleghe in essere. Grazie.
Grazie onorevole De Luca. Colleghi, io ho 10 iscritti a parlare per dichiarazione di voto, quindi vi chiedo di essere anche un po' più veloci perché altrimenti... Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci. Grazie Presidente. Io intervengo innanzitutto per ringraziare le colleghe di questa Assemblea regionale, 15 su 70, e la dice lunga su questo numero, senza parlare del 10% risicato di presenze nelle giunte comunali. Bene, intervengo perché le colleghe in maniera trasversale e con un'enorme maturità in quest'Aula hanno dimostrato come le donne, quando sono compatte e unite, cosa possono raggiungere. Ecco, ma ringrazio soprattutto tutte le donne che in questo percorso della società civile ci hanno accompagnato, ma anche gli uomini che sono scesi in piazza oggi con noi a Piazza Parlamento. Bene, esprimo soddisfazione per una che non è una concessione di quest'Aula, è una norma, è una battaglia di civiltà. Eravamo l'unica regione a non avere recepito questa norma, un passo di normalità. Bene. Naturalmente esprimo soddisfazione per una norma a cui ho tenuto tantissimo, che è quella del tagliando antifrode, che eviterà il famoso fenomeno della scheda ballerina, che è stato introdotto già con le politiche nazionali e lo vedremo quindi applicato anche alle amministrative della Regione siciliana. Non perdo altro tempo, lascio spazio agli altri. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Primavera. Prego. Grazie signor Presidente, colleghi deputati. Siamo, mi pare, alla terza seduta di quest'Aula e oggi ci avviamo alla conclusione con la votazione finale dell'articolato. Ebbene, caro Presidente, io potrei dare due letture rispetto a ciò che è accaduto in queste sedute. Ed è, per così dire, una lettura politico-parlamentare e poi una lettura che io definisco aulica rispetto a ciò che è stato tagliato. Ma andiamo con ordine. Il vero vulnus, caro Presidente Abbate, del disegno di legge è stata la tempistica di trattazione, perché se questo disegno di legge fosse stato trattato in un tempo lontano rispetto agli appuntamenti elettorali, e ricordo che fra qualche mese si terranno le elezioni amministrative in più comuni dell'isola, io ritengo che ci sarebbe stata una maggiore riflessione su alcune disposizioni e, per così dire, non sarebbe passata una cosiddetta tagliola politica. Questo purtroppo non è avvenuto. È come se noi, per festeggiare il Natale, invitassimo il tacchino. Il tacchino non accetterebbe mai questo invito. La sua sorte sarebbe già segnata dall'inizio. Ebbene, in questo articolato c'erano delle norme importantissime, delle norme che ricalcavano anche uno schema nazionale sull'ordinamento degli enti locali. Mi riferisco ad esempio al terzo mandato, che noi come gruppo del Movimento per l'Autonomia Grande Sud abbiamo sostenuto, o la norma del consigliere supplente. Ecco, l'imminenza dell'appuntamento elettorale secondo me non ha stimolato un'attenta riflessione sulla portata di queste norme.
Ma dall'altro lato, signor Presidente, io voglio dare anche una lettura, per così dire, aulica di quello che è accaduto in aula per alcune norme. E la mia lettura aulica fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia della Corte europea dei diritti dell'uomo. La cedo. La Corte europea dei diritti dell'uomo è sempre intervenuta sindacando le norme elettorali che sono state approvate nell'imminenza degli appuntamenti elettorali, perché ha sempre sostenuto l'assunto che le regole per la partecipazione democratica debbono essere conosciute per tempo e non si possa influenzare a pochi giorni dalla indizione dei comizi le competizioni elettorali. E allora cosa ha fatto questo Parlamento? Sicuramente nei fatti, forse molti hanno ignorato questo orientamento, ma nei fatti si è arrivata a questa conclusione. Si è portato avanti un articolato semplice che non potesse influenzare le imminenti elezioni che da qui a qualche settimana si svolgeranno nei comuni siciliani. E allora io voglio sposare, per dare dignità a questo Parlamento, questa seconda lettura, al di là delle dinamiche politico-parlamentari. Ci sono risultati importanti nelle poche norme che abbiamo approvato in questo articolato. La prima è senz'altro la quota del 40% nelle giunte comunali. Finalmente anche in Sicilia si adegua il sistema alla disposizione nazionale. E poi l'altro elemento importante, ricordo questo intervento sulla composizione delle giunte è stato pervicacemente sostenuto anche da Grande Sicilia, dal mio gruppo. E poi l'altro elemento importante che ricordava il collega, il tagliando antifrode. Ma a conclusione di questo intervento permettetemi una riflessione che va a questo Parlamento e va in primis alla prima Commissione. Ecco, io ritengo, caro signor Presidente, cari colleghi, che quando si parla di enti locali, così come di altre tematiche assai importanti, occorre intervenire con una riforma sistematica. Non è possibile una legislazione, per così dire, schizofrenica. Allora la grande sfida di questo Parlamento è quello di tornare magari su questo argomento proponendo una riforma sistematica dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia. Grazie. Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro. Io vi ricordo, colleghi, ho ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interventi e dobbiamo dare il voto finale a questo disegno di legge. Prego, onorevole Catanzaro. Sì, Presidente, presumo che lei, anticipando gli interventi al mio intervento, mi vuole dire che devo sbrigarmi nella dichiarazione di voto. E io accolgo la sua richiesta e quindi sarò breve. Sarò breve per intanto esprimere a nome mio e del gruppo del Partito Democratico l'apprezzamento per il lavoro di queste settimane da parte dell'Aula di questo testo. Presidente Di Paola, io non lo chiamerei DDL enti locali e le dico subito il motivo, perché in discussione generale l'ho detto, questo testo è un testo che è stato un approdo di diversi articoli, di diversi disegni di legge. Ho detto anche per l'esito che c'è stato su molti degli articoli, che ci sono stati degli articoli che non avevano niente a che vedere con il testo di DDL enti locali, era soltanto qualche articolo che veniva inserito dalla Commissione e il Presidente Abbate, il quale ovviamente gli faccio i complimenti, Presidente Abbate, perché siamo riusciti
anche io come componente di Prima Commissione e lei come Presidente, ad avere finalmente forse un disegno di legge trasformato dall'Aula, fortunatamente approvato dalla Prima Commissione. Le dico il motivo perché trasformato, perché di questo testo sono stati approvati l'articolo 2, il 3, l'8, il 9, l'11, il 13, il 15, il 19 e il 20, cioè significa che più di metà degli articoli di questo testo o sono stati bocciati, concordati dall'Aula, quindi maggioranza e opposizione, o sono stati bocciati con il voto segreto. Noi come gruppo parlamentare del Partito Democratico sin dall'inizio avevamo dato una visione e un criterio per poter affrontare questo testo che di fatto non era armonico tra i vari articoli per un DDL enti locali. Avevamo detto: cerchiamo di fare un lavoro che è quello di recepire le norme nazionali che si trovano all'articolo 8 della rappresentanza di genere e all'articolo 14, ahimè, che ovviamente è stato bocciato con voto segreto del terzo mandato. Avevamo detto anche di approvare l'articolo 2, che erano i permessi per gli amministratori degli enti locali, che era una cosa che di fatto ha chiesto a più riprese e con forza l'ANCI. Ritengo che gli interventi o l'intervento che ho ascoltato da parte di qualche collega capogruppo di maggioranza è un intervento che ovviamente noi rispediamo al mittente come opposizione, Presidente Di Paola, perché quest'Aula ha dimostrato, al di là del voto, della grande partecipazione dell'Aula sul voto, che dico che non è il voto sulla rappresentanza di genere e quindi sulle donne, ma come l'ho definito e come continuo a definirlo, è un recepimento della norma nazionale ed è una battaglia di dignità che questa Assemblea regionale doveva fare nei confronti del resto d'Italia, perché era l'unica regione a non essere adeguata da questa norma come recepimento. E io lo voglio dire, ringrazio coloro i quali si sono mossi in questi giorni a più livelli, senza appartenenza di partito o appartenenza politica, ma facendo un lavoro di massa critica, cercando di porre l'attenzione su un qualcosa che riguarda un qualcosa di dignità. E lo dico perché abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo tolto quelle norme come l'articolo 10, poco fa lo abbiamo rivendicato in quest'Aula, dove ovviamente abbiamo fatto bene a bocciarlo, Presidente Di Paola. Io devo sottolineare un grazie al mio gruppo parlamentare, al gruppo del PD, perché anche noi, come gli altri gruppi, su molti punti che possono riguardare gli enti locali ci possono essere divisioni anche nei territori o nelle province, però il grande senso di maturazione proprio politica da parte del gruppo ha portato il mio gruppo ad avere un confronto nel proprio interno e a determinarsi all'esterno con un'unica voce e determinazione. E per questo io dico grazie al mio gruppo del Partito Democratico, ed è chiaro che noi non possiamo che non esprimere il voto favorevole su questo testo, ritenendo che potevamo tranquillamente, Presidente Abbate, davvero in 2 anni e mezzo fare un qualcosa di diverso qualora dovessimo parlare di riforma degli enti locali. Però abbiamo voluto percorrere questa strada. Da 5 articoli sono diventati 9, poi c'era un altro testo, il 738, siamo arrivati a 20 articoli. Era la terza volta che andava il testo in Aula e ritornava in Commissione. Oggi abbiamo sventato
un ulteriore tentativo di riportarlo in Commissione e quindi io ritengo, Presidente Di Paola, e mi accingo a chiudere, che oggi, al di là delle valutazioni, come gruppo del Partito Democratico e come opposizione di questo Parlamento, sono davvero contento di poter esprimere il nostro voto favorevole per il lavoro svolto, per gli articoli che sono rimasti, soprattutto per dare un senso a questo testo e per dare un senso di dignità, di allineamento al resto d'Italia, perché davvero abbiamo fatto un qualcosa di importante inserendo l'articolo 8. Una cosa che non abbiamo fatto è quello dell'articolo 14, però ci riproveremo nelle prossime settimane. Grazie. Grazie onorevole Catanzaro. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Caronia. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Io intervengo qui dal banco dell'Aula perché credo che questa sia una giornata estremamente importante. Sono contento, Presidente, che peraltro in questo momento lei è qui. Noi abbiamo approvato l'articolo 8 proprio quel giorno in cui lei presiedeva e in qualche modo stiamo concludendo, spero in bellezza, perché è un momento importante. Credo che questo Parlamento stia dando prova di grande maturità. Anch'io mi associo alla considerazione dell'onorevole Schillaci. Abbiamo dato anche dimostrazione come donne di questo Parlamento di avere creato una forza trasversale e quando si lavora per il bene dei cittadini e delle cittadine diventa veramente più facile e anche più piacevole riuscire ad ottenere un risultato così importante. Io dico soltanto l'ultima considerazione è questa. Per le donne che verranno, molte di noi abbiamo già fatto tanto, per carità, non stiamo certamente appendendo le scarpe al chiodo, ma è pur vero che comunque nelle 3 legislature di cui io mi onoro di essere stata deputato abbiamo dato vita a una piccola rivoluzione copernicana per le donne. Abbiamo inserito la doppia preferenza nei consigli comunali. Nella scorsa legislatura, il Presidente Micciche se lo ricorda bene perché è stato a presiedere e a sostenere fortemente il 40% il 30% delle donne, cioè 4 donne dentro la giunta regionale e oggi stiamo per accingersi a votare questa norma che riguarda appunto il recepimento di quello che già in Italia fanno, 40% delle donne delle giunte dei comuni. Personalmente ritengo il mio mandato che i cittadini di questa regione hanno voluto darmi soddisfacente, perché se posso avere contribuito in qualche modo a che il futuro di questa regione possa avere altre donne che abbiano quella forza e quella caparbietà per poter diventare riferimento della propria regione, per me questo basta per sentirmi orgogliosa di essere un parlamentare siciliano. Grazie. Grazie onorevole Caronia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina. Colleghi, io vi chiedo la stessa celerità che ha avuto l'onorevole Caronia perché gli iscritti a parlare stanno aumentando. Prego, onorevole Safina. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, componenti del Governo, quei pochi che ancora resistono. Io ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto, in particolare di alcuni colleghi della maggioranza, e vorrei rassegnare a quest'Aula come il Parlamento è sovrano e l'Aula si è espressa e ad esprimersi affinché talune norme di questo disegno di legge, che ha avuto un percorso travagliato, più volte è andato e venuto all'Aula, sono stati i deputati della maggioranza, perché su alcune norme, per esempio il terzo mandato, era noto che solo alcuni dei deputati del Partito Democratico erano contrari. La maggior parte dei miei colleghi ha votato a favore di quella norma. Ora, io non ricordo perfettamente l'esito del voto, ma i contrari al terzo mandato erano più di 30. Se togliamo a questi 30 gli 8 deputati del Partito Democratico e 9 deputati del Partito Democratico che avevano dichiarato che avrebbero votato favorevolmente, quanti sono quelli della maggioranza che hanno votato a favore del terzo mandato, norma della quale avevano chiesto l'inserimento nel testo del disegno di legge? Ora, io penso che prima di guardare dal buco della serratura bisogna guardare alla luna
e la Luna, diciamo, non vi ha dato buoni presagi. La verità è che avevate pensato, molti di voi avevano pensato a un disegno di legge che non dovesse parlare agli interessi dei cittadini e delle cittadine, che non dovesse riformare il rapporto tra gli amministratori e gli amministrati, ma un disegno di legge che dovesse risolvere i problemi che voi avete nelle varie giunte, nei vari consigli comunali, attraverso tutta una serie di escamotage che peraltro aumentavano la spesa per i comuni senza aumentare i trasferimenti a favore degli stessi. Ora venire in quest'Aula e gridare allo scandalo come se chi ha votato contro ad alcune norme dovesse avere timore di confrontarsi con gli amministratori. Guardate, chi fa politica non deve avere il timore di confrontarsi né con gli amministratori né con i cittadini, ma prima degli interessi di bottega vengono gli interessi dei siciliani e delle siciliane, e voi molto spesso di questo ve ne dimenticate. E allora io penso che stasera abbiamo raggiunto un obiettivo, anzi spero che lo raggiungeremo, voglio dire la verità, perché ancora dobbiamo votare, ma sono convinto che voteremo favorevolmente perché abbiamo mantenuto all'interno di questo disegno di legge quelle norme che dal punto di vista ordinamentale possono risolvere alcune criticità. E la partecipazione delle donne alla vita politica e amministrativa delle nostre comunità era un problema. Oggi stiamo dicendo alla politica locale che quel problema lo dovranno risolvere perché una norma lo impone loro. E quindi questo è un buon servizio alla comunità. Questo è quello che ha fatto quest'Aula. A me pare che di quest'Aula alcuni abbiano rispetto solo quando fa le cose che piace a lui. Invece quest'Aula va sempre rispettata, qualsiasi sia l'esito del voto. Grazie Presidente. Grazie onorevole Safina. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pellegrino. Prego onorevole. Sì, Presidente, brevemente. Sono assolutamente felice del fatto che ci si sia adeguati e allineati alla normativa nazionale. È giusto che ci sia un momento di dignità, un momento di decoro, un momento di attenzione verso il genere femminile. Però questo non vince la battaglia, perché la battaglia del genere femminile non si conquista il sabato e la domenica nei convegni, ma va coltivata giorno per giorno, momento per momento e in particolare nel corso delle elezioni. Sono sempre stato convinto che al di là della necessità delle donne, delle quali non si può fare a meno, la necessità va operata nel corso delle attività elettorali, e cioè è necessario che i partiti si sbracciano, che i partiti inseriscano nelle liste almeno metà delle donne, e questa è la parità. Con questo si può raggiungere la vera parità. Ovviamente la norma ci rallegra e non può che averci e tenerci in una situazione di assoluto consenso e condivisione. Per quanto riguarda poi il resto, è ovvio, ormai il voto segreto sta condizionando questa nostra attività parlamentare, si sta cercando di strumentalizzare per le varie dinamiche e logiche territoriali spesso alcune decisioni che potrebbero essere necessarie per il benessere economico della nostra regione, per il bene sociale, ma purtroppo questo è. D'altra parte col voto segreto spesso non si raggiunge neanche l'obiettivo, tant'è che la stessa nostra deputata Margherita La Roccarruolo ha spiegato il motivo per cui ha votato in un certo senso. Avrebbe votato contrario anche se ci fosse stato il voto palese, e così anche altri deputati. Quindi io anticipo per Forza Italia il voto assolutamente favorevole per l'approvazione della norma. Grazie onorevole Pellegrino. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Burtone. Prego onorevole.
Presidente, anch'io do il mio contributo per il voto finale, la mia considerazione, partendo da una battuta iniziale dell'intervento dell'onorevole De Luca, quale ha detto: abbiamo fatto il nostro dovere in quest'Aula. Ora, io ho grande rispetto dell'onorevole De Luca, vedo come lavora anche in Commissione oltre che in Aula, e devo dire che dissento da questa sua considerazione, perché noi non abbiamo fatto il nostro dovere sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale, perché le sedute sono pubbliche e mi pare che i cittadini che hanno seguito i lavori d'Aula non credo che siano ampiamente soddisfatti di alcune scene, alcuni voti che sono stati espressi in una certa maniera. L'Aula non ha dato il meglio di sé, ecco, non ha fatto il proprio dovere. Ma anche sul piano sostanziale, io l'ho detto nel mio intervento sulla discussione generale, io sono sindaco da oltre 8 anni del mio comune, Comune Militello Val di Catania, e non mi pare che i comuni abbiano l'esigenza di alcune cose che sono state qui proposte e poi bocciate, alcune. I comuni hanno bisogno di avere certezza negli organici, a partire dal segretario comunale, che spesso hanno a scavalco. Hanno bisogno di avere un tecnico tutti i giorni, perché ormai la separazione tra atto amministrativo ed indirizzo politico è abbastanza netta e quindi c'è bisogno di forza lavoro. Hanno bisogno di un ragioniere. Tutto ciò va sottolineato, manca nei comuni. Prendiamone atto. Io non so se nei prossimi mesi ci sarà possibilità di dire la nostra, ma è chiaro che i temi sono questi. Il tema è quello di una burocrazia che ormai è tutta basata sui chi è entrato giovanissimo con l'articolo 23 e che lavora per 24 ore in un comune. Sono questi i problemi. Così come è un problema avere la consapevolezza che l'Enel strozza i comuni, mette dei vincoli di salvaguardia che aumentano notevolmente il tasso degli interessi. Avremmo bisogno di una nuova legge sulla questione idrica. Il tema della raccolta delle risorse, della tassazione dei cittadini rimane, e non è un caso che i comuni siciliani siano i più numerosi rispetto alle altre regioni per lo scivolamento verso un piano di rientro, verso la situazione che sottolinea l'aspetto della difficoltà economica. Quindi io credo che non ci sia nulla da festeggiare, tranne la cosa importantissima che è stata realizzata, soprattutto voluta dalle nonne, pressata dall'opinione pubblica che abbiamo visto e che vediamo qui presente. Anche su questo mi permetto di dire che era necessaria la legge, perché in Sicilia ampiamente questo dato era tradito, ma io posso dire che ci sono stati comuni sempre virtuosi. Anche qui dico una cosa personale: io ho avuto della Giunta per i primi 5 anni col 50% di rappresentanza femminile sempre, a partire dal primo giorno. Poi, quando la Giunta è passata da 4 a 5, la rappresentanza è passata al 40%. Non c'è bisogno di norme se c'è, dal punto di vista morale e dal punto di vista politica, un indirizzo netto. Le donne andavano rappresentate senza bisogno di una legge. Sì, ora la legge lo permetterà e io sono contento. Qualcuno dice questo tema andava affiancato con la legge sul terzo mandato. È un'altra cosa la legge sul terzo mandato. Abbiamo visto che entrano in campo altre dinamiche, le dinamiche quella relativa al sindaco di un paese vicino, ai gruppi, ai sottogruppi. Io ho percepito tante cose, anche negli interventi finali che sono stati fatti. Perché si è votato in una certa maniera?
Io sono un sindaco che avrebbe potuto fare il terzo mandato se ci fosse stata la legge e devo dire che voglio dire la verità anche su questo. Per me la condizione sarebbe stata diversa, se accettare o meno. Purtroppo condizionato sarei stato da ben altre cose. Però se avessi avuto il terzo mandato e liberato da alcune problematiche personali avrei fatto il terzo mandato, perché amo la mia città, perché quando mi sono candidato ho detto voglio ridare al mio paese quello che il mio paese ha dato a me. L'avrei fatto liberamente. C'è una legge nazionale, quando si parla della diversità tra noi e il paese dovremmo avere la dignità di dire questa è stata un'occasione mancata, perché è una legge nazionale, come vale per Reggio Calabria deve valere anche per la provincia di Catania e per le altre province. Questa diversità è legata a tatticismi bassi che si sono portati avanti e che hanno visto nel voto segreto il nascere di alcune posizioni, ma questo lo dico, ripeto, con consapevolezza politica, ma scevro da polemiche personali, perché io ho voluto esprimere la mia verità dicendo che non sarebbe stata la scelta soltanto condizionata dal terzo mandato, l'avrei fatto con amore per la mia comunità che ho cercato e che cerco di servire tutti i giorni, ma ho una consapevolezza da uomo che vive guardando alla Costituzione, sapendo che la Costituzione è stata realizzata a sacrificio di giovani che hanno dato la propria vita nelle montagne con la resistenza. Ho una consapevolezza che tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile quando la vita è democratica ed è una vita basata sulla libertà e sulle regole. Grazie onorevole Burtone. Chiesto di intervenire l'onorevole Abbate. Colleghi, è chiusa ovviamente la registrazione per le dichiarazioni di voto perché sono aumentati gli interventi, quindi non accetto più interventi per dichiarazioni di voto. Prego onorevole Abbate. Grazie Presidente, il Governo. Io inizio questo mio intervento ringraziando i miei colleghi della Commissione, della Prima Commissione, perché se oggi siamo qua a discutere ed approvare alcuni articoli, bocciare altri articoli, è solo per il lavoro della Commissione che cerca di portare avanti ogni giorno, di sfornare disegni di legge, di mettere a disposizione di questo Parlamento. Se questo Parlamento si è riunito in questi giorni, si è riunito grazie al lavoro della Commissione che è stato fatto nel mese di marzo, aprile del 2025. Mi dispiace che l'onorevole Primavera dice che è stato tardivo, forse perché l'onorevole Primavera è mancato per qualche mese dell'Aula, quindi non può ricordarsi e sapere che questo disegno di legge è giacente in questo Parlamento già da 9 mesi e quindi poteva essere approvato prima, e quindi quantomeno lo prendo come stata una svista, perché il sottoscritto non si tiene sulla scrivania nessun disegno di legge e porta a sua conoscenza che se da domani possiamo parlare, o la settimana prossima, di un altro disegno di legge, è il lavoro della Prima Commissione per quanto riguarda i dirigenti. Giusto colleghi? E lo stesso se vogliamo fare fra 15 giorni è perché c'è un altro, lo stralcio sul disegno di legge sulla finanziaria che è stato assegnato alla Commissione, che ha già completato il lavoro e quindi è in aula, che può essere benissimo esaminato. Quindi voglio ringraziare i colleghi che in questi anni hanno portato avanti e mi hanno riuscito a tenere sempre il numero legale e poter approvare tante riforme che sono ferme in Commissione bilancio per poter avere la copertura finanziaria da parte del Governo, per poter andare avanti e poter arrivare in aula per essere approvati. Quindi è un lavoro importante che si porta avanti nel rispetto di quelle che sono anche le richieste dei singoli deputati. Su quanto riguarda il 40%, abbiamo parlato oggi qua del recepimento delle norme nazionali, ma il 40% noi l'avevamo già portato avanti prima. Avevamo addirittura in Commissione Bilancio, ci siamo andati oltre, perché il testo approvato in Commissione Bilancio diceva che il 40% veniva attuato già da subito.
significa che da subito tutte le amministrazioni devono portare al 40% la presenza nelle giunte. Significa con quello che abbiamo approvato oggi, e dobbiamo essere tutti chiari, ci saranno amministrazioni e comuni che vedranno il 40% delle donne nelle proprie amministrazioni fra 4 anni, fra 3 anni, fra 2 anni, perché entra in vigore da quando? Da quando c'è il rinnovo. Questa è la norma. La Commissione era andata oltre. La Commissione aveva portato avanti un disegno di legge portato poi in Parlamento dove si andava subito dopo 90 giorni di poter adeguare al 40% la presenza delle donne. Sottoscritto ha fatto l'amministratore, ha fatto il sindaco per 9 anni e nelle proprie giunte ci sono state sempre le donne a prescindere da quello che era il vincolo, così come per quanto riguarda le liste che a sostegno della mia candidatura, ma quelle successive ci sono state più donne che uomini. Ma questo poi è dove le donne si rivedono e dove si vogliono candidare, dove vogliono partecipare per la vita amministrativa rispetto ad un partito, rispetto a una coalizione, rispetto a un'altra coalizione, dove si trovano meglio, dove trovano la possibilità di poter dare il proprio contributo. Ma così come le norme che sono state inserite in questo disegno di legge dava la possibilità al Parlamento, visto che il compito della Commissione era quello di poter far diventare un disegno di legge uno stralcio di emendamenti alla finanziaria, di portarli, di assemblarli, di votarli, di sviscerarli, di poter trovare la copertura finanziaria dove era necessaria la copertura finanziaria, come il tagliando antifrode, e di portarle in aula per non l'approvazione, ma di portarle in aula per metterlo in votazione del Parlamento e quindi il Parlamento decidere se approvare o no un disegno di legge che in caso contrario doveva essere approvato e discusso nella finanziaria e quindi poteva essere approvato o bocciato. Se poi parliamo di riforma degli enti locali, noi abbiamo lavorato, e lo sanno i colleghi della Commissione, sulla riforma degli enti locali, sulla riforma dei revisori dei conti nei comuni, la riforma realmente che abbiamo portato avanti. E con questo spirito che sicuramente c'è in aula, che in questi 3 anni e mezzo io sono alla prima legislatura, quello che mi porterò dietro di ricordo di questa mia esperienza è che le riforme in questo Parlamento non è difficile farle, è quasi impossibile farle. Non è tanto pensarli e portarli avanti, è poterli condividere e poterli portare approvati. Questa è sicuramente sarà una delle sconfitte di questa maggioranza, perché questa maggioranza e questi deputati e noi gruppi abbiamo la nostra responsabilità, abbiamo avuto la responsabilità dei siciliani, gli hanno dato quella che era la responsabilità di fare anche le riforme. L'ho detto al Presidente Schifani e lo ridico di nuovo al Governo. Questa legislatura ha ancora la possibilità di poter portare avanti delle riforme che sono ferme al palo l'ultimo anno e mezzo, ma se questo è l'andazzo, guardate, già domani, quando andremo a discutere di una riforma epocale per l'organizzazione amministrativa di questa regione, che è quella dei dirigenti, finalmente di fare la dirigenza unica, di andare a superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono le continue pressione da parte del governo nazionale di poter aggiustare e rimettere in ordine quella che è la gestione dei dirigenti in linea con quelle che sono le norme nazionali. Ci troveremo nelle stesse condizioni, una maggioranza che non è in grado di difendere i propri provvedimenti, di portarli avanti e di poterli approvare. Quindi ci vuole un momento di riflessione anche su questo. Vogliamo noi le riforme? Vogliamo veramente le riforme? Vogliamo portare avanti riforme che cambiano realmente la vita amministrativa di questa regione o non lo vogliamo? Noi il lavoro l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto seriamente in Commissione, abbiamo recepito abbiamo recepito quelle che erano le richieste dei singoli deputati, che sappiamo che non sono quelli dei gruppi parlamentari, perché siamo accorti che poi chi rappresenta tante volte il gruppo parlamentare in Commissione non è poi la voce del gruppo parlamentare, ce ne siamo accorti in aula, ma ne prendiamo sicuramente atto. Ma quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto veramente col piacere e con quella serietà di cercare di poter portare in Parlamento tutto quello che ci viene consegnato, e l'abbiamo fatto in modo celere, e se oggi andiamo ad approvare anche 6, 7, 8 articoli, questo avviene solo e esclusivamente perché c'è stato qualcuno che ci ha lavorato e che l'ha messa in condizione questo Parlamento di poterlo approvare o bocciarli. Quindi un minimo di orgoglio resta, e resta in capo ai componenti di quella Commissione, che oggi mette in condizione questo Parlamento di poter discutere di disegni di legge, di poterlo approvare o bocciarli. Grazie Presidente. Allora colleghi,
io ho 1, 2, 3, 4, 5, altri 6 interventi per dichiarazione di voto. Tra l'altro molti colleghi degli stessi gruppi parlamentari. Io vi chiedo veramente, perché non ho mai visto tutti questi interventi per dichiarazione di voto. Allora, perché colleghi possiamo anche intervenire dopo il voto. Allora un attimo, onorevole Saverino, lei vuole intervenire? Ok. Onorevole Giambona, rinuncia? Eccole. Io vi sto chiamando, onorevole La Roccaruvolo, rinuncia. Onorevole Lombardo, non rinuncia. Prego, onorevole. Io ci ho provato, prego, onorevole Lombardo. Presidente, le chiedo scusa, ma hanno parlato più componenti per i rispettivi gruppi, almeno uno per il gruppo di Sud Chiama Nord. Io infatti, onorevole Lombardo, ho chiamato i colleghi il cui capogruppo è già intervenuto. Lei ovviamente sta intervenendo come Sud Chiama Nord, prego. Grazie Presidente. Presidente, mi dispiace fare questa dichiarazione di voto in assenza, però Presidente ci devono essere le condizioni per poter intervenire. Onorevole Lavardera, Spada e Chinnici, o mi permettete di ascoltare oppure magari andate fuori dall'aula. Prego, onorevole Lombardo. Presidente, volevo fare la mia dichiarazione di voto naturalmente, ma prima della dichiarazione di voto, che naturalmente sarà favorevole, qualche riflessione va fatta, perché abbiamo sentito interventi, soprattutto dai banchi della maggioranza, dove si rappresentava un rammarico, Presidente, per come sono andate le cose, ma noi l'avevamo annunciato che quest'Aula sarebbe diventato un Vietnam. Abbiamo sentito, onorevole Ficuccia, visto che non c'è il governo, almeno mi ascolta il Presidente dell'Assemblea, abbiamo sentito interventi a giustificazione di un voto che è avvenuto la settimana scorsa, come per dire che non c'erano stati franchi tiratori, e come è finito al primo voto segreto stasera, che è finito 34-24, cioè significa che ancora 10-12 componenti della maggioranza continuano a votare con l'opposizione. Il collega Safina mi dice che sono di più, perché naturalmente qualcuno dell'opposizione forse ha votato con la maggioranza. Quindi che questa sarebbe diventato un Vietnam, noi l'avevamo annunciato. E il fatto, Presidente, che si inchiude uno pseudo disegno di legge sugli enti locali senza l'assessore agli enti locali. Ancora oggi, a distanza di più di 3 mesi, non c'è l'assessore agli enti locali nominato, ma si può andare avanti e sentire il collega Abate che, rispetto nella qualità di Presidente della Commissione, che sarà ancora possibile fare riforme, ma quale riforme dovrà fare quest'Aula, che non è in grado nemmeno di portare a casa un disegno di legge che è stato decimato negli articoli dalla maggioranza stessa? E allora, Presidente, naturalmente su quello che è rimasto di questo disegno di legge, perché anche qualche norma era stata proposta dal gruppo Sud Chiama Nord, come l'articolo 11, che consentirà ai comuni che avevano ricevuto nel 2020 un fondo di rotazione e che per quello che è successo poi con la pandemia non erano riusciti a portare a compimento nei 5 anni il risultato dei finanziamenti, di dargli la possibilità a questi comuni, invece di restituire il fondo di rotazione, in 8 anziché in 5. Naturalmente sulla norma, Presidente, che equipara la quota di rappresentante di genere femminile alla norma nazionale, non possiamo che essere d'accordo. Come saremmo stati d'accordo però, Presidente, a quella di adeguare anche la norma per il terzo mandato nei comuni fino a 15.000 abitanti. Su quella noi avevamo presentato anche una nostra iniziativa parlamentare, che è stata purtroppo osteggiata e inserita in un disegno di legge che oggi la maggioranza stessa ha affossato, perché quel voto 34-24, che è il voto che ha espresso quest'Aula, non è stato dell'opposizione.
non è stato della maggioranza, è stato di uno schieramento trasversale che naturalmente ha avuto maggiore sostegno da parte della maggioranza per affossare una norma e dare un segnale al governo, perché il governo voleva il terzo mandato, la maggioranza voleva il terzo mandato. Chi non l'ha voluta quella norma è la maggioranza, che con il voto segreto ha affossato l'ennesimo articolo di questo disegno di legge, Presidente. E naturalmente su quello che è rimasto, visto che ci sono delle norme importanti, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie onorevole Lombardo. Io ho due interventi da parte dei colleghi della Lega. Chiedo a Geraci o a Figuccia di scegliere magari un solo rappresentante. L'onorevole Geraci, interviene lei, e chiedo poi all'onorevole Figuccia di ritirare l'intervento. Prego, onorevole Geraci. Grazie Presidente. Intanto volevo anticipare il voto favorevole della Lega su questa legge e volevo fare dei complimenti e dare solidarietà. I complimenti a tutte le donne di questo Parlamento che in maniera trasversale si sono battute e hanno messo al centro dell'attenzione questo articolo, perché dobbiamo dire una cosa, è solidarietà al Presidente della Commissione che dopo 3 anni di gestazione di questo disegno di legge ha portato a casa ben poco e quindi va a lui tutta la mia solidarietà. Devo dire questo, va la solidarietà perché nonostante tutto il lavoro che ha fatto, tutti gli articoli che ha portato avanti, c'erano delle norme importanti, nonostante questo poi il voto segreto dell'Aula l'ha bocciato. Il voto segreto dell'Aula, sul voto segreto voglio dire questo, è chiaro che le opposizioni fanno il loro mestiere, capiscono la difficoltà della maggioranza e laddove non sono d'accordo propongono il voto segreto e questo per la maggioranza deve essere un monito nel senso che dobbiamo capire, l'ha detto qualche oratore che mi ha preceduto, dobbiamo capire se dobbiamo portare avanti questa legislatura intestandoci delle riforme, perché non possiamo più continuare con l'Aula che viene dettato il passo dalla minoranza o dalle opposizioni. Allora dobbiamo essere, perché devo dire poi ogni volta che andiamo in minoranza abbiamo qualcuno dell'opposizione entusiasta, quasi praticamente che trionfo di aver affossato la maggioranza. E allora che cosa dobbiamo fare? Questa legge deve essere un esempio per dire maggioranza, vuoi continuare a fare la minoranza in aula e quindi eventualmente per portare avanti le norme devi trovare sempre l'accordo col PD o col 5 Stelle, oppure fai maggioranza all'interno con una regia, con una strategia che in questo disegno di legge è mancato? Queste sono le domande che faccio alla mia maggioranza. Alla mia maggioranza faccio queste domande, se veramente vuole continuare ad andare avanti, perché poi di fronte alla legge sul terzo mandato, il consigliere supplente, che erano delle norme, degli articoli che caratterizzavano perché si agganciavano tra l'altro a quello che è il dettato nazionale. E allora sono contento per quello che è successo, perché dico, per quanto mi riguarda, questa legge, se non ci fosse stato il voto sulle donne, sul 40% della rappresentanza di genere in giunta, sarebbe stata una Waterloo. Questa legge si salva solo ed esclusivamente per quel voto, E qualcuno che mi ha preceduto dicendo non c'era bisogno comunque nelle giunte ci sono state
50% di donne. Io devo dire no, la regola va fatta, perché non va lasciato al buonsenso dei singoli sindaci la scelta del 40%. Giusta la regola, così quantomeno le prossime sindacature e le prossime consigliature le giunte si dovranno adeguare. E quindi ribadisco, il voto è favorevole e aggiungo, attenzione maggioranza, ritorniamo a fare la maggioranza, perché poi ce la dobbiamo prendere con noi stessi e non con la minoranza. Grazie. Grazie onorevole Geraci. Colleghi, prendiamo posto così mettiamo in votazione il disegno di legge. Prendete posto che iniziamo a mettere in votazione il disegno di legge. Iniziamo a votare, iniziamo a aprire la votazione per il voto finale del disegno di legge. Chi è favorevole voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Tenete premuto. La votazione è chiusa. Favorevoli 50, il disegno di legge è approvato. Colleghi, comunico l'ordine del giorno dell'Aula di domani. Andremo ad incardinare e a votare la proposta di disegno di legge della delibera in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 638 della legge del 30 dicembre 2025, numero 199, relativa alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle regioni, impegno della Regione Siciliana ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge numero 199 2025. Questa legge, colleghi, la voteremo domani, quindi domani si voterà questa proposta di legge, dopodiché incardineremo pure il riconoscimento di Comiso Città della Pace, questo lo incardineremo domani. Bene colleghi, a questo punto la seduta è riconvocata domani alle ore 15 con l'ordine del giorno che vi ho appena descritto. La seduta è chiusa.